Bella raga, ciao a tutti, il comandante Veneziano. Oggi ci giochiamo il mondiale e Suzuka, gara iper favorevole. Arriva la pole position di Ayrton, dai. Secondo però il piccolo Len. Ragazzi, ci giochiamo tutto qua. Se non qua, di nuovo ad Adelaide. Incredibile, speriamo non ci sia la pioggia, speriamo di no, per fortuna no. Raga, come sempre, il mondiale alla fine, non riesco a vincere un mondiale, tranquillo. Ovviamente la macchina non mi deve tradire, perché è chiaro, un punto di vantaggio 72 Ayrton, 71 Allen. Avevo un più 23, diventato un più 1, 22 punti persi in 4 gare. Anthony Senna prova subito a chiudere Allen. Senna chiude Allen. Pole position mostruosa di Ayrton che a Suzuka è un autentico fenomeno. Ma bisogna vincere, punto e basta. La macchina non mi può tradire, non mi deve tradire. E perché Prost è secondo e se non vinco io, vince Alain. C'è una tensione senza senso a Suzuka. La classica high tension in inglese di padrelingua. L'altro anno Senna ha vinto, Suzuka ha cominciato a costruire le ultime 2 gare che hanno portato al successo irridato. Ma che nelle ultime 4 gare, tra la porcata di Alain e errori di Ayrton, mi sono fatto mangiare ben 22 punti sui 23 che avevo di vantaggio, una cosa incredibile. No, proprio inchiodata qua di Ayrton che è teso. Anche un campione come Ayrton può essere teso. Incredible come, it's incredible. Mamma mia, Tanto Berger secondo, Berger ha superato Alain Godo. Calma, relax, come relax. Berger è vicinissimo. Non ho più il ritmo devastante dell'inizio stagione. Non sento che la McLaren non è potente come all'inizio comunque. Si percepisce un po', proprio nella guidabilità e nella velocità. Se Berger mantiene la seconda piazza, godo. Che torna Prost, torna il piccolo Alain, torna il mini Alain, torna secondo Alain. E boom. Fastest di Nigel. In realtà questa gara è diventata una delle gare più iconiche e incredibili della storia, anche più beffarde per Ayrton. Attenzione, Alain ci prova. Nella parte centrale perdo un pochino, nella parte iniziale e finale guadagno, quindi
Abbiamo tutte per poterla vincere. Tanto Allen è a 0-1. Mamma mia ragazzi, che mondiale. Anche quest'anno un mondiale di sofferenza. Pensavo di averlo vinto con Ayrton. Ho fatto una guadagnare in questo punto. Go, go Ayrton, go, Ayrton, go. Pittura, Ayrton, pittura. Siamo a metà gara. Io guadagno molto nel primo e nel terzo settore, perdo nel secondo. In testa alla corsa, Ayrton Senna, al secondo posto Alain Prost. Gerhard Berger è terzo. Non... Cioè... Avete capito cosa è successo? Io no. Che porcata di Alain. Mamma mia, che porcata di Alain. Mamma mia, che porcata di Alain. Però rimango incredibilmente in corsa. Mamma mia, Alain, le ha provate tutte. Signori, questo è Alain. Anch'io non sono un santo, ma ragazzi, anche Alain cosa ha fatto? Ma ha pagato Alain. Non penso si sia ritirato neanche lui. Ma io ero tranquillo a fare la mia curva, cioè, mi è arrivato come un treno. La porcata di Alain. E godo perché comunque sono ancora quarto, incredibilmente. Era finita praticamente, so di essere ritirato. Cioè, pensavo veramente di beccarmi il ritiro. Prost è fuori, Prost è fuori. Incidente, non ce l'ha fatta Alain. Ma chi a causa del suo mal pianga se stesso. Un po' come nella realtà. Se vinco è mondiale, ma sono lontani i primi due. Mamma mia, che porcata di Alain, signori. Ci ha tentato di buttarmi fuori. Guarderò dopo, li voglio riguardare al replay, ancora porcata, veramente. Cioè, dopo Adelaide, che anche la balestra. Anche stavolta ero io davanti, però, Mamma mia, come nella realtà, la porcata di Alain. La rivalità tra Senna e Prost, meravigliosa. Purtroppo i primi due sono andati. Peccato che con la vittoria e con Alain fuori, però ovviamente Alain ha fatto una cosa che non capisco sinceramente, cioè non conveniva a nessuno fare una roba del genere. La classica porcata di Alain. Ormai Mansell è incredibile. Io comunque mi sono salvato, ragazzi, cioè perché... Raga, il ritiro era veramente sicuro. Non so come ho fatto a salvarmela, ma stavo volando praticamente con Alain. Io e Alain che voliamo. Le Ferrari incredibilmente possono fare doppietta, sono molto indietro purtroppo. Però paradossalmente guadagno più così se finisco terzo. Se si ritirano le due Ferrari io vinco il mondiale. Ma sembra un po' fantascienza. Prost sconsolato, lo vediamo ai box, sa di aver fatto la cagata.
Io non ho riportato danni, incredibilmente, non so, ripeto, come. 3 giri alla fine, anzi 2 giri e mezzo. No, proprio non ho più ritmo, qualcosa forse è successo perché non riesco proprio a recuperare, anzi perdo dalle Ferrari. In una gara comunque dove ho fatto una pole con quasi un secondo di vantaggio. Speriamo in un ritiro almeno una delle due Ferrari, non per vincere il mondiale ma per prendere altri punti, visto che le Ferrari quest'anno hanno avuto grossissimi problemi di affidabilità. Basta Striberger, sta volando Gerardo. Gerardo vola. Mi perdo ancora. Few laps remaining. Ma cosa ha fatto lei? Ed è un miracolo che mi sono salvato. Siamo in terza posizione, zona podio, va benissimo, con Alain fuori. Pensavo di avere più ritmo per riprendere i primi, invece addirittura perdo. Forse qualche minimo problema ce l'ho anch'io. Ok, inizia l'ultimo giro. Purtroppo le Ferrari oggi non hanno problemi di affidabilità, anzi nessuno ritiro oggi, a parte Alain. La prendiamo a Moviola con Balestra per capire. Veramente Balestra ci vuole capire un attimo, ma io veramente mi sono trovato tutto su un colpo a volare. C'è tensione, Beppe, si percepisce. Si percepisce tensione. Riesco anche a guadagnare qualcosina su Mansell, ma adesso da 6 secondi. Buonissimo terzo posto, guadagniamo 4 punti su Alain, siamo a più 5 all'ultima gara. Non male, però veramente atroce quello che ha fatto il piccolo Alain. Terzo posto, buono, buono, buono. Siamo vicini al mondiale, ragazzi. Ok, ragazzi, andiamo a vedere che è successo. Ora Alain è all'interno. Io faccio la mia curva, però mi colpisce. Cioè,
Rivediamo. Aspetta. Ok, curva, qua sono davanti, sono sempre davanti. Io qua ragazzi sono ancora davanti, sto completando la curva, cioè non si vede mai Alain davanti a me e mi sbatte fuori. Sono iper tranquillo. Infatti anche Valestro, nonostante insomma, cioè, come si dice, è amico di Alain, ma ha poco da fare, anche stavolta sono davanti. Cazzi di Alain. Comunque più 5, ancora il mondiale non è deciso. Ragazzi, ultima gara e pole position per la Williams di Thierry Boutsen. Prost secondo, Senna terzo. Prost alla fine, anche dai replay ha capito insomma l'errore e quindi se l'è un po' mangiata. Adesso è chiaro che però è secondo, noi terzi dobbiamo stare attenti, comunque 5 punti si possono tranquillamente recuperare. Abbiamo visto anche proprio la Daylight dell'anno scorso dove ero in una situazione negativa e per un errore di Prost appunto la prima curva ha perso il mondiale dove dopo diciamo, l'inizio dell'ultima gara non mi ricordo quanti punti di vantaggio. Vabbè, insomma, comunque sono tensione altissima, pensiamo solo a questa stagione. Beh raga, basta finire la gara insomma in maniera dignitosa ed è fatta. Grande partenza di Ayrton, mamma mia che partenza del brasiliano. Partenza sublime. Senna è stato molto fortunato comunque nel riuscire a non rompere la macchina dopo l'incidente con Prost. Però Prost proprio non l'ho capito, poteva provare a sorparsi in altri punti, ero io diciamo davanti. Aveva molte chance a mio parere. Incredibile, la rivalità Senna-Prost è devastante comunque. Se ne danno di santa ragione. Del secondo è Boutsen comunque. Grande pole. 13 laps comunque. Sarà veramente una maratona. Se vediamo la scrittina Alain ritirato, allora è fatta. Ma mi piacerebbe chiudere con una vittoria. No, calma. Attenzione, Prost addirittura sesto. Prost ha perso un po' i nervi. Cioè, anche se mi ritiro sono campione in questo momento. No. Ma rievitiamolo però. Non ci credo. Non ci credo, mamma mia che errore, siamo quarti. Nannini fuori. Ho Prost dietro, non ci credo. Avevo un vantaggio di chilometri, mamma mia, ho rischiato uno grosso di più. Cioè, è pazzesco, mamma mia che errore, niente, la vittoria non vuole più arrivare. È incredibile. Avevo 12 secondi su Prost primo. Ero primo più 12 su Prost, vabbè. Non ci riusciamo. Abbiamo una Minardi davanti, ragazzi, incredibile. A me è successo qualcosa in partenza perché Ayrton prova a riprendersi. Prost quinto, chiaramente guarda nella posizione che ha perso. Mamma mia, sto facendo un errore, Fioi. Stavo regalando un ritiro così. Incredibile, ultima gara ha fatto tanti errori però.
Certo la McLaren non è più perfetta come inizio stagione, però. La cosa incredibile è che in questo momento ho gli stessi punti della vittoria dell'anno scorso, 76. Mi piacerebbe farne qualcuno in più. Tanto Buzen, scatenato, Thierry. Williams stanno chiudendo veramente bene il mondiale. Stavo ritirando col Brandle box. Bramble box. Problemi per Brundle, come si suol dire. Aiuto, certo che meno male che ho vinto tante gare all'inizio soprattutto, perché comunque gli avversari si sono migliorati molto con lo sviluppo durante la stagione. Abbiamo delle Williams in miglioramento, chissà che presto ci sarà magari anche la riscossa della Williams. Prost intanto è sesto, gara veramente orrenda di Alain. Peccato perché potevo vincere la gara, l'ho proprio messo bene. Adesso chiaramente non capisco perché dopo l'errore non riesco più a far bene. Qua l'ho rischiata un po'. Anche Buzen in strafuga. Però al suo tempo io sto dando 10 secondi alla Minardi, che per Martini. Incredibile vederlo così davanti. Senna può festeggiare ancora in Australia il secondo titolo consecutivo, ragazzi. Alla fine Ayrton ha fatto più pole e più vittorie, lo merita sto titolo. Prost rimane sesto. Riesco a prendere un Patrese, oh. Manca ancora tanto. Non dobbiamo mollare. Non possiamo mollare. Ma quell'errore, raga, mamma mia, per carità, Prost non a passo per il momento, però per me è ufficiale, questa è l'ultima gara di Alain in McLaren. Stanco Alain del dualismo in casa con Ayrton.
Guardate come pittura è su Ayrton. Che le Williams veramente volano oggi. Oggi le Williams volano. No, 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 no. Ancora errore, ancora errore. Mamma mia, meno male che ho 18 secondi da Pierluigi Martini. Ancora errore, mamma mia. Un finale di stagione dove stiamo sbagliando parecchio. Ho perso un po' di feeling con la McLaren. E non sono neanche sotto pressione adesso, insomma, non capisco. Non ho perso neanche molto in realtà. Adesso andiamo tranquilli, portiamola a casa. Comunque direi di un circuito bello, ma non è tra i miei favoriti, Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Perez, perdita d'acqua, purtroppo non è una delle due Williams, peccato. Prost è ottavo, crisi nerissima di Alain. Il mondiale al 99.9 nostro. Secondo per Ayrton, grandi ragazzi. Prost dopo l'incidente di Suzuka ha mollato. Stiamo un po' amministrando i... Cos'è? È su qualcosa? Attenzione, forse Boutsen ha fatto un errore. No, è fuori Boutsen. Non è fuori Boutsen, che cazzo è fuori? No. Ha fatto un errore però Boutsen. Perché sono di nuovo 8 secondi. Probabilmente errore in fase di doppiaggio. Infatti adesso è Patrese al comando. Beffa atroce per Boutsen. Ivan Capelli fuori, freni. Ivan è fuori. Stavo parlando tranquillo, io sinceramente non voglio rischiare. Ma Boutsen ha perso la testa della gara, è incredibile. Io non ministro, non ho nessun interesse a spingere.
Manca poco, 3 giri alla fine, 3 laps, 3 laps. Noi stiamo andando belli, tranquilli. Prost nono, mamma mia. Siamo solo attenti qua. I doppiati. Aiuto, dai, che manca poco. Mondiale alla fine è meritato, cazzo. Ce lo siamo ampiamente meritato. Guarda che casino. Guarda, avanti c'è un casino senza senso. Che roba. Cerchiamo di superarle. Guarda. Mamma mia. Che non si spostano sti mignottoni. Mamma mia che rischio. Dai che siamo vicini all'ultimo giro. Come si mette in mezzo, ma guarda che deficiente. Aiuto. Dai, inizia l'ultimo giro. Patrese può veramente portare a casa una grande vittoria. Dai, che sta maturando per Ayrton il secondo successo mondiale. Sono chicane in movimento queste. La torsida brasiliana è pronta a festeggiare. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, con un po' meno di ansia. Però stavamo buttando via un mondiale già vinto. Vince Patrese, grande Rick. Grande Rick. Ma la cosa più importante è che Ayrton Senna vince il cioè vince il mondiale. Doppietta Williams comunque. Qua è da capire per il futuro. Ste Williams pompano, ragazzi. E Senna vince il secondo titolo irridato. Boom boom. Yes. Sì, ragazzi. Ragazzi, ecco la classifica. Senna vince con 9 punti di vantaggio su Alain. Mamma mia. Grande Berger che si conferma terzo, anche Butzen bene, ma Patrese poi via tutti gli altri. La costruttori chiaramente un dominio McLaren con 151, Ferrari seconda 85, la Williams però in netto recupero. La Williams sta migliorando molto, attenzione. Vittoria totale vince Alain con 7, secondo Prost con 4, la McLaren domina con 11, Alain Prost e Ayrton Senna domina anche le pole, domina no, però comunque 6 contro le 5 di Berger, malissimo Prost con solo una pole. E qua però pari merito Ferrari, McLaren.
La storia è questa. Nell'89 ancora Ayrton, costruttori ancora McLaren. Signori, un saluto dal comandante veneziano, ci vediamo con la stagione 90. E ragazzi, vi posso anticipare che nella stagione 90 andiamo con la Ferrari del professore Alain Prost. Ciao!